Oggi vi racconto dei nostri boschi. I boschi del Parco Giardino Sigurtà, fatti di bosso, di querce antiche, per la maggior parte di piante a foglia caduca, nascondono la vera storia del giardino, perché incastonati tra i boschi ci sono i ricordi della storia del parco. Allora attraversiamo un portale e magicamente, attraverso un viale, arriviamo in uno dei luoghi più nascosti forse del parco, forse meno conosciuti, ma davvero molto molto suggestivi. Venite con me. Risale al 1617 questo brolo cinto de muro, con declivi di Buxus sovente ignorati. Accarezzati dal 1941 formano un complesso di originarie bellezze unico al mondo. Henry Cocker. Nella parte boschiva del giardino di Parco Sigurtà incontriamo una struttura architettonica che assomiglia molto a una grotta, quasi sorta a caso in questa zona del parco. In realtà è una testimonianza della storia del giardino, perché risale alla famiglia che ha dato l'impostazione storico-paesaggistica del parco, la famiglia Maffei. Il cardinale Antonio Maffei, nella seconda metà dell'Ottocento, organizzò questo luogo di preghiera, di filosofia, di poesia, dove qui la famiglia e gli amici si ritiravano al fresco di queste fronde ombrose a parlare appunto di arti. La grotta votiva è stata poi ripresa da Carlo Giuseppe Sigurtà, il proprietario moderno del giardino, in stile rocaille, si dice così, questa imitazione appunto delle vecchie grotte. Incastonati infatti troviamo dei reperti fossili di collezione Sigurtà, importantissimi le ammoniti. La grotta votiva fu dedicata alla Madonna di Lourdes l'11 febbraio del 1942 e fu dedicata alla devozione della signora Enrichetta Sigurtà Botturi, la madre di Carlo Giuseppe Sigurtà, che ne aveva ricevuto copiose grazie. Anche Carlo Giuseppe Sigurtà ringraziò per tante vicissitudini della sua vita la Madonna di Lourdes, alla quale la grotta è adesso dedicata. Arrivare alla grotta votiva è una passeggiata molto piacevole ed estensiva, anche perché si percorrono delle stradine poco conosciute all'interno del parco, passate attraverso i bossi, i grandi bagolari e arrivati in questo luogo raccolto, mistico e soprattutto fresco. Adesso c'è freddo comunque, ma d'estate non perdetevela perché è un posto speciale del giardino.